devo ringraziare appunto il dottor Francesco Mandruzzato perché, tra virgolette, "bonariamente" ha ceduto, per cui ha accettato la mia, come dire, posizione un po' dura, che era quella di invece di 1 euro all'ora, di 0,50 centesimi all'ora fino a 3 ore. Nel braccio di ferro sulle tariffe del nuovo parcheggio della Cittadella della Salute, Regione Veneto e ULSS da una parte e concessionaria dall'altra, la spunta l'azienda sanitaria. Parcheggiare in uno dei 250 nuovi posti costerà 1,50 euro per le prime 3 ore, 50 centesimi all'ora. Nella lunga trattativa chiusa oggi alle 13 con l'ultima video call, dunque la spunta il direttore Francesco Benazzi, che sul prezzo popolare ha sempre tenuto la barra dritta. Molto accettabile e soprattutto popolare, in modo tale da non incidere sulle tasche dei cittadini. Dopo le prime 3 ore il parcheggio costerà 1 euro all'ora, ma la questione che sta più a cuore in questa fase è la scadenza del 30 marzo, quando l'intera strumentazione a servizio della nuova operatività tacche e risonanze sarà installata da tecnici in arrivo dalla Germania. Noi prendiamo ovviamente delle risonanze mobili e abbiamo bisogno, proprio per il problema di liste attesa, di fare in modo che queste TAC risonanze vengano installate, cosa che loro ci hanno garantito, e abbiamo quindi chiuso che per il 30 di marzo ci sarà l'installazione nella cittadella di tutte le tecnologie legate alla radiodiagnostica. E poi, anche i 5 angiografi. 30 marzo dunque la cittadella della salute partirà davvero. Già oggi siamo tra i primi in Italia, con 5 angiografi credo che riusciremo a dare veramente delle risposte importanti a tutti i nostri cittadini.